Mi chiamo Evelyn e oggi volevo raccontarvi di questo fantastico libro. Questo libro parla di una vicenda realmente accaduta, di questo ragazzo che dall'Afghanistan, dopo essere stato abbandonato dalla madre, cerca di sopravvivere e dopo tante difficoltà arriva in Italia, paese dove passerà il resto della sua vita. La mia professoressa, quest'estate, ci ha dato una lista di libri da leggere e io ho scelto di leggere questo libro perché mi ha subito incuriosito dal titolo e mentre lo leggevo mi ha scioccato come il titolo c'entrasse con la storia in sé. Questo libro mi ha fatto riflettere molto. Noi siamo abituati a vedere tutto dal nostro punto di vista e spesso diamo per scontato il fatto che tutti vivano come noi. Però non tutti sono fortunati, come ad esempio questo ragazzo che ha dovuto lavorare a soli 10 anni per mangiare e per trovare un posto dove dormire. Io, in molte parti del racconto, ho visto il colore grigio, dove il protagonista si trova in difficoltà, mentre in altre ho visto un arcobaleno di colori, dove il protagonista vede anche una piccola cosa che lo porta a sorridere. Le cose che mi hanno fatto capire che questo libro mi è piaciuto moltissimo sono il fatto di averlo letto in 2 giorni e l'essere in ansia per sapere come sarebbe andato avanti.